Abbiamo denunciato più volte come quest'opera impatti con un costo enorme sul bilancio della Regione. Ci siamo accorti, guardando i dati di ARPAV e di tutte le autorità preposte ai controlli, che questa infrastruttura viaria rischia di impattare pesantemente anche sullo stato della salute dei cittadini, del Vicentino e del Padovano in particolare. Dal 2018 sappiamo che presso la Galleria di Sant'Urbano, la prima realizzata, si è registrata una presenza di PFBA eccessiva. I dati di oggi ci raccontano che questa presenza eccessiva di PFAS nelle zone di realizzazione delle gallerie della superstrada pedemontana veneta, e dunque non solo in quella di Sant'Urbano ma anche in quella di Malo, hanno effettivamente dei livelli preoccupanti. Siccome noi pensiamo che la precauzione rispetto alla salute delle persone non sia mai troppa, chiediamo alla Regione del Veneto, uno, intanto di fare chiarezza in maniera trasparente rispetto a qual è veramente il contesto e le condizioni di salubrità di quei territori, e due, di intervenire immediatamente per evitare che quello che oggi sembra un possibile danno si realizzi e diventi davvero un fatto pesante sulla salute dei cittadini e sul nostro territorio. Un'infrastruttura che, per stessa ammissione di coloro che l'hanno realizzata, per un lungo periodo ha visto utilizzati materiali contaminati da PFBA. Il cemento utilizzato è un cemento che nel tempo ha visto nel passato il PFBA come agente inquinante della famiglia dei famigerati PFAS. Quello che chiediamo oggi è un'attenzione in particolar modo sulle acque superficiali, sui fiumi adiacenti alla Galleria di Malo e alla Galleria di Sant'Urbano, e sulla preservazione, sulla tutela della salute delle persone. Chiediamo alla Regione un monitoraggio attento, chiediamo un intervento deciso sul trattamento delle acque drenanti provenienti dalle gallerie di Malo e di Sant'Urbano, e una verifica, un'attenzione sui materiali stoccati, le terre e i materiali di scavo, in modo da scongiurare una possibile contaminazione. Lo chiediamo perché è necessario garantire la tutela della salute dei cittadini e delle cittadine, che troppo spesso hanno pagato. Lo abbiamo visto con l'intera vicenda PFAS, con il movimento dal basso delle mamme no PFAS, e oggi lo richiediamo attorno ad una infrastruttura, considerata un'infrastruttura strategica di questa regione, ma che ha plurimi costi. Uno tra tutti non vorremmo fosse proprio il costo sulla salute delle persone.